A casa un addetto su 3. Il giorno dopo l'annuncio shock della GGP si fa ancora più amaro il calice servito dalla multinazionale agli operai della Castel Garden. Il trasferimento in Slovacchia di una consistente parte della produzione di rasaerba non implicherà soltanto, si fa per dire, i 160 esuberi prospettati a partire da settembre. La situazione illustrata nelle assemblee ai dipendenti prevede infatti un'ulteriore rilevante sforbiciata al personale. Un piano che prevede un secondo step, ulteriori 70. Io credo sia un problema grosso per il territorio e la provincia da questo punto di vista. Per giovedì 19 maggio è così già stato proclamato uno sciopero di 8 ore con tanto di sit-in sotto la casa dell'amministratore delegato Georg Metz. Proprio l'azienda ha incontrato in prefettura il ministro del lavoro, che successivamente ha ricevuto pure i sindacati. Con l'intenzione di garantire la continuità produttiva quanto più occupazionale e la protezione in ogni caso dei lavoratori. Sulla vertenza riecheggiano le parole di Don Davide Schiavon: delocalizzare è come rubare. Io sono d'accordissimo con la Caritas, in provincia di Treviso lo stiamo subendo ormai da diversi anni, prima nel settore tessile, calzaturiero, oggi tocca al meccanico in questi ultimi 2 anni. Più prudente Sacconi. Ci sono vari modi di delocalizzare. Ma alle organizzazioni sindacali non basta il mantenimento delle funzioni dirigenziali. È anche fondamentale che tutte le attività produttive in Italia e nella provincia di Treviso e in particolar modo a Castelfranco Veneto e a Campigo rimangano sul tessuto sociale e sul territorio naturalmente.